Cina si teme per la cosiddetta ondata di ritorno e negli Stati Uniti Trump annuncia saranno settimane dolorose. E da Pechino ci aggiorna Giovanna Botteri. E proprio nei paesi dove in qualche modo è finita l'emergenza, come la Cina, Singapore, il Giappone, la Corea del Sud, la parola che in questo momento fa paura è contagio di ritorno che potrebbe provocare nuovi focolai, come è avvenuto in Cina, come sta avvenendo in Corea del Sud e in Giappone, e con i nuovi focolai la seconda ondata. Questo fa paura alla Cina, fa paura a tutti quei paesi che vedono alzarsi quotidianamente il numero dei contagi provenienti dall'estero. In Cina, in Giappone e in Corea del Sud sono già iniziati i secondi focolai, l'ondata di ritorno, e alla Cina li stanno guardando in questo momento gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno bisogno, assoluto bisogno dell'aiuto cinese. C'è stato un accordo fra Pechino e Washington e arriveranno negli Stati Uniti con i C-130 americani che andranno a prendersele le mascherine e i respiratori di cui gli Stati Uniti in questo momento hanno estremo bisogno. Gli Stati Uniti che hanno più di 300.000 contagi e che si aspettano, come dice il presidente Trump, ad un periodo orribile, forse uno dei periodi più orribili nella storia del paese, in cui potrebbero esserci molti morti. A te la linea.